Hermes Drigo, Comitato Terza Corsia, lo saluto, audio e video in diretta. Lei è troppo serio, Rosario. Questa sera lei è una maschera. Con Drigo vicino, dovrebbe sorridere. Gli argomenti sono abbastanza tosti. Adesso lei ha appena fatto una domanda tosta all'assessore, mi sembra. Drigo, non è una domanda, è che a un certo punto, se diciamo così, il pubblico non riesce, il privato io immagino ci riesca, e come. Hermes Drigo, grazie. A proposito di pubblico e di privato, qui ci saranno tra poco degli espropri, tra qualche anno. Parliamo di TAV con Hermes Drigo. Lei ha sempre avuto dei dubbi su questo percorso dell'alta velocità? Sì, grazie. Io ho l'impressione che stiamo diventando un popolo di stregoni, oltre che essere un popolo di allenatori di calcio e di architetti. Noi abbiamo da più di 10 anni un progetto che è stato definito fin dall'inizio per collegare la Russia con Lisbona. In tutta Europa, in tutto il mondo, quando si deve costruire un'autostrada, una strada, una ferrovia, si fa una valutazione di impatto ambientale. Perché? Perché bisogna avere degli elementi tecnici per decidere, in base alle esigenze, se il tracciato va da una parte e va dall'altra oppure non si fa niente. Qual è il risultato, come sempre? Che oggi noi ci troviamo di fronte a dover fare una scelta senza avere elementi di scelta, senza sapere niente dal punto di vista tecnico. Cioè lei sta accusando il fatto che non è stato fatto una via regolare per la TAV nel Veneto orientale? No, non è neanche iniziato, noi non sappiamo neanche dove si fermerà la TAV. Che senso ha discutere di un tracciato se non sappiamo neanche le fermate? C'è un treno che non si ferma, a chi serve? Ma dove si ferma? Dove parte? Si ferma a Portogruaro? Non si ferma a Vicenza, Verona, Trieste? Dove si ferma? Stiamo discutendo di un treno e non sappiamo neanche dove si ferma. È per questo che dicevo prima che siamo costretti ad essere un popolo di stregoni. Anzi, faccio una proposta. Chiediamo al polipo, vi ricordate il polipo dei campionati mondiali? Paul. Chiediamo a Paul se dobbiamo fare il nostro tracciato lungo l'autostrada oppure lungo la costa adriatica. Beh, molti temeranno quella risposta. Probabilmente è l'unica oggi. Visto che Paul le ha azzeccate tutte. È l'unica oggi compatibile. Ringraziamo Hermes Drigo, la linea alla redazione centrale.